Spirito Santo per l'eternità. Oggi è la festa di San Lorenzo, diacono e martire. Questo è il diacono San Lorenzo che diede la sua vita per la Chiesa e gli meritò la corona del martirio per raggiungere in letizia il Signore Gesù Cristo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. E abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Donaci la tua salvezza. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, E pace in terra, agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo Santo, tu solo il Signore, tu solo Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo. Nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio che hai comunicato l'ardore della tua carità al diacono San Lorenzo e lo hai reso fedele nel ministero e glorioso nel martirio, fai che il tuo popolo segua i suoi insegnamenti e lo imiti nell'amore di Cristo e dei fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, tenete presente questo: chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà, e chi semina con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza, né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Del resto, Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia, perché avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene. Sta scritto infatti: ha largheggiato, ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Colui che dà il seme al seminatore e il pane per il nutrimento, darà e moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Beato l'uomo che teme il Signore. Beato l'uomo che teme il Signore. Beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe. La discendenza degli uomini retti sarà benedetta. Beato l'uomo che teme il Signore. Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno. Eterno sarà il ricordo del giusto. Beato l'uomo che teme il Signore. Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua fronte si innalza nella gloria. Beato l'uomo che teme il Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita, dice il Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità, io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Se il chicco di grano muore, produce molto frutto. La spiegazione della morte del chicco di grano è semplice e fa parte della sua natura morire e marcire nell'oscurità della terra. Si può paragonare la storia del chicco di grano che muore per dare frutti alla storia del Figlio di Dio, seminato dal Padre nel cuore del mondo. Il passo di oggi è difficile da accettare a quei cristiani che sorvolano sulla necessità di rivedere certi aspetti della loro vita. È più forte di loro posare gli occhi e la mente sui comportamenti che spesso dispiacciono principalmente a chi li compie, anche se si tratta di piccoli peccati. Gesù però ha molta comprensione e non condanna si sbaglia, invece attende amorevolmente il cambiamento spirituale. Allo stesso modo devono agire i sacerdoti, soprattutto quelli che hanno responsabilità pesanti, come quella di guidare le anime,
La pazienza deve essere sempre presente insieme all'amore, che deve curare ogni ferita. Non è la servilità o una esigenza incalzante a cambiare le persone, oltre la prudenza nel guidare è l'importante la pazienza. Quando un padre spirituale si accorge che la persona che chiede consigli opera nel modo ferito e comincia a morire al proprio orgoglio, non solo il sacerdote si rallegra, ma ringrazia Gesù per l'aiuto che dona a quell'anima. Moltissimi cattolici non comprendono la necessità di una guida spirituale. Hanno quasi timore da aprirsi al padre spirituale per non ascoltare consigli che appaiono istintivamente impegnativi, continuando quindi a sbagliare progetti di vita e ad infermare la mancata formazione personale, spirituale e umana. La logica del morire a se stessi è il perno centrale che il cristiano deve tenere stretto e non mollarlo mai. Comprendo le difficoltà che molti di voi incontrano e Gesù le conosce, ma voi perché non chiedete a Lui ogni giorno di aiutarvi a migliorare e a dominare l'istituto? Solo chi si rinnega rinasce in Cristo, è una nuova persona. L'esistenza cristiana è autentica quando passa attraverso il crogiolo del rinnegamento per formarsi una nuova mentalità. Non si perde nulla della propria identità. Viene migliorata la persona in ogni aspetto e la rinascita vera che intendeva Gesù parlando a Nicodemo si realizza con facilità. Non è impossibile morire a se stessi. Gesù spiega l'esempio del chicco di grano che viene sotterrato. Muore nel senso che si disfa e marcisce. Il cristiano deve sotterrare l'orgoglio e per questo deve documentarsi per conoscere il significato di questo vizio, poi si rinnega nei pensieri e nelle scelte false che arrecano danni morali e spirituali. Infine arriva a disfarsi o liberarsi dalla mentalità opposta a Gesù e al Vangelo. È questione di amore verso Gesù e la Madonna, anche della propria persona, quindi della salvezza eterna. Chi ama veramente diventa un dono per tutti, principalmente i familiari e quanti conosce. L'amore disinteressato e senza giudicare o avere preconcetti rende allegra la persona,
gioiosa e piacevole anche nel dialogo. Chi ama veramente esce da se stesso per incontrare il suo prossimo e donare la sua fede carica di buoni sentimenti. La nostra vita è qualcosa di straordinario quando la uniamo a quella di Gesù. Comprendiamo la necessità di donare l'amicizia e il rispetto, la sincerità e tutto quello che appartiene al bene e la gioia condivisa con le persone incontrate nel cammino della vita a dare vitalità e vivere internamente nella gloria di Dio. Molti sono convinti che la vita poggia sull'egoismo e cercano di emergere con le grandi immaginazioni, i grandi progetti imprenditoriali, le ideologie che diventano idoli da adorare con piena dedizione, le carriere velocizzate e legittimamente, i titoli di onore e il prestigio. Il cristiano è già ricco di dignità perché seguace di Gesù. Se poi riesce a compiere grandi opere in qualsiasi settore della vita e ringrazia costantemente Dio per i talenti e il dono della vita, diventa una persona da imitare. Si possono compiere grandi opere in modo assolutamente onesto, ma non da soli. Abbiamo bisogno di Gesù e di Maria, loro possono tutto. Buona preghiera a tutti, sia lodato Gesù Cristo. Ti dono la mia vita, accoglila, Signore, ti seguirò con gioia, per mano mi guiderai, al mondo voglio dare l'amore tuo, Signore, cantando senza fine la tua fedeltà. Loda il Signore, anima mia, loderò il Signore per tutta la mia vita. Ti dono la mia vita, accoglila, Signore, ti seguirò con gioia, per mano mi guiderai, al mondo voglio dare l'amore tuo, Signore,
Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli con bontà, Signore, i doni che la Chiesa ti offre con devota esultanza nella nascita al cielo di San Lorenzo, e fa che questo sacrificio eucaristico giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi, Tuo Spirito, in alto i nostri cuori. rivolti al Signore, Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. è cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente e Eterno, a imitazione del Cristo tuo Figlio, il Santo Martire Lorenzo ha reso gloria al tuo nome e ha testimoniato con il sangue i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo nostro Signore. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spesso, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario,
e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, San Lorenzo, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo. Osiamo dire: Pater noster, es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Dio vivente, e amiamoci tra noi con cuore sincero, dove carità e amore, qui c'è Dio. Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, evitiamo di dividerci tra noi. Via le lotte maligne, via le liti, e regni in mezzo a noi Cristo Dio, dove carità e amore, qui c'è Dio. Nell'amore di colui che ci ha salvati, rinnovati dallo Spirito del Padre, tutti uniti sentiamoci fratelli, e la gioia diffondiamo sulla terra, dove carità e amore, qui c'è Dio. Gesù mio, credo che tu sei veramente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te con il peccato. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe, nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno, difendimi. Nell'ora della mia morte, chiamami. E fa che io venga a te per lodarti con i tuoi santi, nei secoli dei secoli. Amen. Chi mi vuol servire, mi segua, dice il Signore. E dove sono io, là sarà anche il mio servo. Preghiamo. Signore, che ci hai nutriti alla tua mensa, fa che il servizio sacerdotale che abbiamo celebrato in memoria del diacono San Lorenzo ci inserisca più profondamente nel mistero della redenzione.
Per Cristo nostro Signore. Amen. San Michele Arcangelo, Difendici nel combattimento, sii nostro aiuto contro la malizia e le insidie del demonio. Che Dio lo scacci, supplichevoli te ne scongiuriamo. E tu, principe della malizia celeste, con la forza divina, respingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, che a perdizione delle anime vanno aggirando per il mondo, e così sia. Il Signore sia con voi. Tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi a far lieta la terra, e fra gli astri che il cielo rinserra, non v'è stella più bella di te. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle più belle non son belle al par di te. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle più belle non son belle al par di te. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui egli stesso viene offeso, e per i meriti del suo sacratissimo cuore e per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti chiedo la conversione dei poveri peccatori. Amen. Preghiera alla Vergine Santissima del quadro miracoloso. Vergine Santissima, meraviglioso giglio dal profumo di cielo, sei scesa dal cielo in una sera benedetta e con le tue dolci mani immacolate hai benedetto il quadro. Lo hai irradiato con la tua luce divina e attraverso la guarigione del tuo servo hai voluto testimoniare il dono prezioso di questa immagine, così che qualsiasi creatura si avvicinerà ad esso e ti pregherà con amore, riceverà una piccola rosa spirituale, una grazia speciale per l'anima e per il corpo. Sono tante le catene di Satana che mi tengono prigioniero, malattie fisiche, spirituali e abitudini al peccato. Spezza con la tua grazia tutti questi impedimenti, guariscimi, liberami, convertimi, perché io possa sempre e ovunque essere testimone della tua immensa bontà e della tua indicibile tenerezza. Per questo ti supplico, o fiore stupendo del paradiso, di elargire anche a me i tuoi favori, donandomi una rosa. Chiedere la grazia di cui si ha bisogno. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele il suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.